Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Tragedia a Corleone, nel palermitano, uccide la figlia disabile, si suicida la donna pochi mesi fa, aveva perso il marito. Pallavoliste si sentono male durante una partita, ipotesi monossido di carbonio, stavano giocando al Palatenda di Zafferana Etnea, alcune finite in camera iperbarica. Palermo, il prefetto nomina 3 commissari per il controllo della società italo-belga che gestisce i lidi balneari a Mondello, in 21 lavoratori legati da vincoli di parentela con appartenenti a famiglie mafiose. Agrigento, in perenne crisi idrica, situazione fuori controllo mentre l'acqua si disperde per strada. La leggenda del pop Michael Jackson rivive nello spettacolo al Teatro Pirandello di Agrigento. Calcio, il Palermo chiamato a fare punti su un campo difficile rosanero oggi pomeriggio al Castellani contro l'Empoli. Per Inzaghi quello di oggi non è un crocevia. Serie C, pareggio 2-2 con rimpianti per il Siracusa al De Simone contro il Foggia, il Trapani oggi pomeriggio a Salerno, numeri importanti per il Catania capolista. Bentrovati e buona domenica a tutti voi. Apriamo con la notizia drammatica, il dramma della solitudine. Andiamo a Corleone, nel palermitano, dove una donna ha ucciso la figlia disabile e subito dopo si è suicidata. 8 mesi fa aveva perso il marito. Simona Mazzone. Giuseppina deve eseguire un esame clinico, ma non si presenta dal medico. I parenti preoccupati chiamano casa senza ricevere risposta. Così scatta la telefonata al 118, poi ai vigili del fuoco e poco dopo arrivano anche i carabinieri. La scena è agghiacciante. Madre e figlia ritrovate morte nella loro casa di Corleone. Secondo una prima ricostruzione, la mamma Lucia Pecoraro, di 78 anni, ha ucciso la figlia Giuseppina Milone, di 47, che soffriva di una forma di autismo, strangolandola con una corda, e poi si è tolta la vita impiccandosi. Fatti confermati dal medico legale. Una tragedia familiare sulla quale gli investigatori stanno indagando. Le salme sono state riconsegnate ai parenti. La donna aveva perso il marito 8 mesi fa, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi. Si è così trovata sola a gestire la figlia disabile. Non è chiaro se questo possa essere alla base del gesto o se ci sia dell'altro. In paese c'è incredulità e sgomento. Un vicino di casa, ancora sotto shock, racconta che conosceva la famiglia e che parenti e vicini sono sempre stati al fianco di Lucia, soprattutto dopo che ha perso il marito Salvatore. Facevano lunghe passeggiate, dice. Quando ho sentito la notizia mi si è raggelato il sangue. Sarebbe il monossido di carbonio la causa dei malori accusati dalle giocatrici di pallavolo durante la gara tra Zafferana e Volley Milazzo, disputata ieri sera al Palatenda di Zafferana Etnea. La prima a sentirsi male sarebbe stata un'atleta del Milazzo che ha avuto un malore. Altre atlete hanno accusato giramenti di testa e difficoltà respiratorie. La sala operativa del 118 e la Seus hanno attivato la squadra di maxi emergenza, disponendo l'immediato trasferimento all'ospedale Cannizzaro di Catania. Alcune atlete sono finite in camera iperbarica. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha nominato 3 commissari per il controllo della società italo-belga che gestisce i lidi balneari nel litorale di Mondello. La prefettura ha rilevato che all'interno della società hanno lavorato 21 persone legate da vincoli di parentela con appartenenti a famiglie mafiose, con le prescrizioni che la società dovrà seguire. Maglio Viola. Scatta la procedura di prevenzione collaborativa per la Mondello Immobiliare Italo-Belga, la società che gestisce la spiaggia di Palermo. Si tratta di quello che il leader di controcorrente Ismaele Lavardera chiama commissariamento della società per infiltrazione mafiosa. In realtà la prefettura ha escluso di emanare un'interdittiva antimafia nei confronti della società e ha avviato un percorso di risanamento per quella che considera a norma del codice antimafia una infiltrazione mafiosa occasionale e inconsapevole. Si tratta di una procedura introdotta di recente che punta a tutelare gli interessi economici
economici e l'occupazione delle aziende locali. Di fatto la Prefettura ha emanato 21 prescrizioni alle quali la società dovrà attenersi collaborando con le istituzioni. Ci sarà un funzionario prefettizio che vigilerà sull'attuazione insieme ai vertici della società, che sono considerati estranei alle infiltrazioni. Di queste 21 prescrizioni 10 erano già state portate a termine autonomamente, dice la italo-belga, che saluta comunque il provvedimento con favore e comunica che collaborerà rispettosamente con la Prefettura. La società proseguirà la sua attività, si legge in una nota della italo-belga. Già nei mesi scorsi era stato avviato un percorso di revisione interna dei processi di controllo che ora verrà integrato con le prescrizioni della Prefettura. Questo rende improbabile, anche se non impossibile, che la procedura di decadenza della concessione avviata dalla Regione vada in porto e dunque quasi certamente nel 2026 e forse anche nel 2027 la spiaggia di Mondello resterà come l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni. Poi però scadrà la concessione e il demanio marittimo andrà a bando secondo le nuove regole che prevedono la divisione in 14 lotti, di cui 7 di spiaggia libera. A caccia di sponsor per i suoi congressi e chi non contribuiva veniva allontanato. Emergono nuovi dettagli sull'indagine che ha portato all'arresto dell'ex primario del Policlinico Francesco Stagno dal Contres. Sentiamo Francesco Triolo. Il telefonino sotto controllo, microspie nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico di Messina e anche in auto. Le orecchie degli investigatori hanno ascoltato e poi rendicontato tutte le trattative dell'ex primario Francesco Stagno dal Contres con le aziende farmaceutiche di prodotti medicali per quelli che considerava contributi al congresso del SICPRE che si è tenuto ad ottobre 2024 a Giardini Naxos. Dal Contres, ex parlamentare per 4 legislature, molto noto a Messina e ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che ha complessivamente 31 persone indagate. Così le intercettazioni il 29 agosto 2024 hanno carpito come una sponsorizzazione da 1.000 euro era considerata da pidocchiosi, come l'ha definita dal Contres, pronta a cacciare dal reparto la responsabile della Kir Medical. Qui non entra più, non le ordino più nulla, ha detto. Una frase che il professore ha condiviso con Francesca Melita, capo della sala operatoria della chirurgia plastica del Policlinico, addetta a predisporre gli ordini dei prodotti medicali per il reparto. Ho un congresso, io devo campare, voi capite, ha detto il primario riguardo la necessità di ordinare prodotti dalle aziende sponsor. Melita, scrive il GIP, reagisce esprimendo la piena consapevolezza della illiceità del loro agire, prospettando il rischio di un processo penale per la procedura adottata. Melita consiglia di non ritirare l'ordine per evitare sospetti e di far passare la richiesta come un acquisto diretto, eludendo di fatto la gara d'appalto. Secondo quanto stimato dagli investigatori, l'ammontare complessivo delle somme incassate per il congresso si aggira sui 700.000 euro. Dai documenti inoltre è emersa la sistematica falsificazione, scrive ancora il GIP, della presenza in servizio del professore Stagno dal Contres al Policlinico, in coincidenza con le operazioni che eseguiva in una clinica privata di Ortoliuzzo e anche al congresso stesso del SICPRE a Giardini Naxos. Andiamo ad Agrigento che è in perenne emergenza idrica, l'acqua si disperde per le strade e questo è il vero paradosso. Davide Sarto. Immagini che parlano da sole. Agrigento fa i conti ancora una volta con una rete idrica che è ormai un colabrodo. L'emergenza di oggi è in via Giuseppe Verdi, traversa di via Manzoni. La strada è invasa dall'acqua, marciapiedi, muri, ingressi delle abitazioni, tutto è completamente bagnato. Dal sottosuolo esce un flusso continuo che scende per tutta la via e finisce su via Manzoni, una delle zone più trafficate della città. La scena è chiara. Non è un semplice guasto, non è un episodio isolato, è l'ennesima dimostrazione di un sistema che non regge più, un problema che si ripete ovunque, che trasforma le strade in percorsi a rischio. L'acqua scorre senza sosta, litri e litri sprecati, ma soprattutto un pericolo, pedoni costretti a camminare tra pozzanghere e asfalto scivoloso, automobilisti che devono evitare tratti ormai impraticabili. E non finisce qui, un'altra perdita viene segnalata a San Leone in via Caterina d'Altavilla. I residenti, esasperati, filmano tutto e denunciano la situazione. Acqua che emerge dal terreno e invade la strada mentre nessuno interviene. È l'immagine di una città che vede andare in fumo una risorsa preziosa. Una città che osserva, impotente, la propria rete idrica cedere pezzo dopo pezzo. Un colabrodo che trascina con sé sicurezza, decoro e fiducia. Agrigento, ancora una volta, è sommersa da acqua che scorre dove non dovrebbe e da problemi che sembrano non fermarsi mai.
La zona di San Francesco Lerena, vicino alla zona dell'aeroporto di Catania, trasformata in una mega discarica. Tonino De Mana. Montagne di spazzatura a pochi passi dall'aeroporto di Catania e a pochi metri dai lidi della playa. L'ennesima cartolina di ordinario degrado arriva da San Francesco Larena, dove la strada che vedete è trasformata in una discarica a cielo aperto. Materiali di ogni tipo, dai materassi ai sanitari in disuso, dalla plastica agli scarti edili, vengono depositati per terra. Da queste parti Sacchetto Selvaggio colpisce con sconcertante facilità. A volte è difficile persino farsi largo tra i rifiuti per accedere nelle proprie residenze. È più che una pattumiera, è un'indecenza, è una discarica pubblica a cielo aperto e questo non è degno della storia della città di Catania. Non le manda a dire Pippo D'Urso Somma, secondo cui la raccolta differenziata a Catania sarebbe stata soltanto un flop. Noi siamo quelli che pagano di più per avere il servizio peggiore. Rimettiamo i cassonetti, non ce la facciamo, perché con i cassonetti si mette tutto là dentro. Sono tanti i messaggi inviati alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005, ma più che segnalazioni sono disperate richieste di aiuto o di intervento. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, si profila una class action da parte del gran numero di studenti bocciati ai test di medicina dopo parte del semestre filtro. Per lo studio legale ci sono profili di incostituzionalità. Sentiamo Lorena Dolci. Le chiamate dalla Sicilia sono tantissime per l'adesione al ricorso CEDS e per l'adesione al maxi ricorso UDU. Sono una valanga i ricorsi da tutta Italia contro il flop dei test per l'accesso alla facoltà di medicina, superati da circa il 12% dei partecipanti, dato siciliano in linea col resto d'Italia. Una vera e propria class action da parte dei tanti studenti che hanno seguito il semestre filtro per l'accesso in medicina, che alla fine però non hanno superato con il punteggio di 18 le 3 prove di biologia, chimica e fisica. Questi i dati negli atenei di Palermo e Catania. Noi chiediamo l'ingresso in sovrannumero e in prima sede. Questi ragazzi stavano dentro, quindi sono mesi che stanno dentro all'università e devono proseguire a studiare medicina, odontoiatria, perché noi vogliamo tutelare il loro diritto allo studio con una legge che oggi sul semestre filtro è completamente incostituzionale. Il vizio principale è la violazione dell'anonimato. I ragazzi si trovano con 4 tagliandini uguali con dei codici alfanumerici, con la commissione che passa tra i banchi può vedere questi codici alfanumerici. Al di là dell'esito del ricorso resta la polemica sull'organizzazione del semestre di prove introdotto con la riforma Bernini. Studenti e anche tanti docenti criticano i programmi eccessivi rispetto al tempo, un risultato che rischia di avere conseguenze sull'intero sistema sanitario. Se al secondo appello non ci sarà una rimonta, il numero di studenti ammessi a medicina potrebbe essere inferiore ai posti disponibili. Cambiamo decisamente pagina, andiamo al Teatro Pirandello di Agrigento dove rivive l'eredità di Michael Jackson. Sentiamo. Un viaggio potente, iconico, carico di energia. Al Teatro Pirandello di Agrigento è andato in scena My Name is Michael, lo spettacolo che rende omaggio alla leggenda del pop mondiale, Michael Jackson. Sul palco Alessio Piuma ha guidato il pubblico nella straordinaria storia artistica del re del pop. Musica dal vivo, danza e immagini si sono intrecciate in un racconto intenso, emozionante. Le coreografie e le scenografie hanno ricreato l'atmosfera dei grandi tour internazionali. Accanto a Piuma, un ensemble numeroso di ballerini artisti ha riportato in vita i momenti più iconici della carriera di Jackson, i successi senza tempo, le performance che hanno cambiato per sempre la musica. Just the end of night.
Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, torniamo con il calcio e subito con il Palermo, oggi in campo. A tra poco. Il calcio con il Palermo in campo oggi pomeriggio al Castellani contro l'Empoli. Per il tecnico Inzaghi quello di oggi non è un crocevia. Marco Gullà. C'è Gomez ma non Gyasi tra i convocati di Pippo Inzaghi per la partita di oggi pomeriggio al Castellani contro l'Empoli. Il Palermo dopo la vittoria sulla Carrarese è chiamato a fare punti in un campo difficile contro l'ex Alessio Dionisi. Inzaghi non vuol sentire parlare però di crocevia. Basta crocevia, se no ogni volta noi mettiamo sempre dei crocevia, noi dobbiamo creare una base, una solidità, basta crocevia, partita della svolta. Domani comunque vada, ci sarà la prossima, ci sarà da lavorare, rimboccarsi le maniche. Io ho già detto, voglio portare questo Palermo dove merita, quando ce lo meriteremo e soprattutto voglio andarci e non tornare indietro. Per cui adesso cominciamo a parlare di altre cose, di costruzione di una squadra, di un'anima, di una squadra che un domani, quando raggiungerà il proprio sogno, potrà mantenerlo. 3-4-2-1 per Inzaghi, probabile formazione: Joronen tra i pali, Beresischi, Bagni e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello a centrocampo, poi Palumbo e Vasic sulla tre quarti alle spalle di Poyampalo. Al Castellani si inizia alle 17:15. E torniamo adesso al Catania che ha battuto il Crotone e ha dunque consolidato la vetta della classifica. Il Catania che guarda con soddisfazione ai suoi incredibili numeri nonostante tutte le assenze. Marco Carli. Il calcio regala emozioni e i tifosi del Catania lo sanno bene per il passato e per un presente che racconta di successi e ambizione. Il calcio propone prestazioni come quella del Catania con il Crotone, quasi perfetta nonostante le tante assenze, con interpreti come Quaini e Casasola sugli scudi, ma con un gruppo che esalta le individualità. 2-0 con un solo vero rischio subito. Il calcio lo spiegano i numeri e quelli del Catania al Massimino sono impressionanti: 25 punti su 27 disponibili, 0 gol subiti in stagione e imbattibilità interna di Dini che sale a 810 minuti. Sono 20 i gol fatti in casa. Noi dobbiamo essere tutti consapevoli del campionato che stiamo affrontando, delle difficoltà che ti offre questo campionato, dei numeri che sta facendo questa squadra e ripeto, devo fare dei complimenti incredibili a questi ragazzi perché sono straordinari. La partita la sblocca il primo gol di Corbari in campionato, meritato, voluto, semplice in questo caso, ma vale il senso della posizione per essere al posto giusto e mettere in rete. Partita in discesa, pochi rischi come detto, e nella ripresa il gol del bomber Lunetta dopo una bella azione che parte da Casasola e passa per D'Ausilio. Per il Jolly rossazzurro è il ritorno al gol dopo quasi 2 mesi. Diciamo che era da un po' che non segnavo e sentivo un po' questa esigenza di segnare, però ero anche tranquillo perché avevo sempre avuto occasioni in tutte le partite, quindi sapevo che stavo lavorando bene e che il gol sarebbe arrivato prima o poi. Pareggio 2-2 con rimpianti per il Siracusa al De Simone contro il Foggia, mentre il Trapani gioca oggi pomeriggio a Salerno. Sergio Colosi. Al Siracusa non è riuscita l'operazione sorpasso in coda alla classifica nello spareggio salvezza del De Simone contro il Foggia, prova generosa degli azzurri condizionata da episodi negativi, distrazioni e decisioni arbitrali. Padroni di casa in vantaggio con la deviazione di Contini sul tiro di Parigini con ripartenza di Limonelli. Pareggio su rigore di Garofalo e Siracusa in 10 per il rosso al difensore Bonacchi per un contatto irregolare su Fossati. 2-1 firmato da Racing Ba con un'altra revisione all'FVS e i precedenti cartellini rossi per le legittime proteste di Turati e il vice Spinelli. Nella ripresa ancora tanto cuore e sofferenza per il Siracusa, con l'uomo in meno per quasi tutta la gara, ma vicino al gol della sicurezza con Frosali e poi beffato al 7° minuto di recupero da una punizione di D'Amico per Garofalo, autore di una doppietta per il definitivo 2-2. Il pari lascia rimpianti, la prestazione è il punto di partenza delle prossime giornate, aspettando rinforzi mirati e funzionali. Per il Trapani dalle 14:30 alla Rechi c'è la Salernitana, con una sola vittoria in 5 giornate. In crisi anche la squadra di Aronica per l'extracampo, con un'altra possibile penalizzazione di 8 punti. Sappiamo le difficoltà della partita, ci siamo preparati bene.
conosciamo a fondo quelle che sono le migliori qualità della Salernitana e quindi sappiamo che ci aspetta una partita difficile sotto tutti i punti di vista. Ecco. Detto questo, abbiamo approfittato un po' del periodo positivo, di quelli che sono stati i risultati positivi che hanno caratterizzato l'ultimo periodo e quindi abbiamo lavorato sul migliorarci. Tra gli infortunati recuperati Di Noia e Fischnaller. Era il nostro ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24, è davvero tutto, vi aspetto alle 14 per il prossimo appuntamento con l'informazione, vi lascio adesso con la rassegna stampa curata da Luca Ciliberti. A tutti buona giornata.